Furti, rapine e baby gang, il tema sicurezza resta in primo piano ed è tra le priorità dei cittadini che il 23 e 24 novembre andranno al voto per le elezioni regionali. Cittadini che sempre più insistentemente chiedono pene maggiormente severe per chi delinque, oltre quella certezza della pena che anche Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare invoca. Certezza della pena, perché poi il problema è quello. In Italia fino a 5 anni non vai mai in galera, ti condannano fino a 5 anni, quindi bisogna abbassare non tanto l'età, ma abbassare il limite di pena per determinati reati compiuti contro le donne, contro gli anziani, devono essere abbassati i termini della carcerazione. Si deve andare in galera di più. Non ci sono carceri, bene, bisogna costruirle. Rizzo però fa un ulteriore passo guardando anche al recupero dei carcerati. I detenuti, dice, devono lavorare. Il lavoro è un tema fondamentale anche per il recupero delle persone. Tutti quelli che sono in galera, se lavorano, dopo delinquono di meno. Se invece stanno a oziare in galera, dopo delinquono di più.